Avremo altre conferenze stampa da fare insieme, non so dirvi quante, perché non so dirvi quante, ma spero più di 3. Ha chiuso così la conferenza stampa di fine anno il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, con un chiaro auspicio per una legge che consenta il terzo mandato ai governatori. Per quanto riguarda il terzo mandato ho fatto una battuta, perché ovviamente è la domanda che mi fanno da qui da diversi anni, quindi ho fatto una battuta, ho detto chissà quanti anni ancora presenterò la legge di bilancio a fine anno, però adesso, a parte le battute, mi auguro, visto la sentenza della Corte Costituzionale, che di fatto ha detto è il Parlamento che deve decidere, che ci possa essere una discussione scevra da opportunismi dall'uno o dall'altra parte. Nei 50 minuti circa di bilancio annuale, il governatore ha passato in rassegna assessorato per assessorato le scelte strategiche inserite nella manovra da 6 miliardi e mezzo di euro, a partire dalla sanità e dalla riforma in materia. Andare a riformare il sistema sanitario richiede anni, richiede scelte coraggiose, richiede cercare il più possibile ovviamente di spiegare queste scelte, ma non inseguire ogni singolo motivo di propaganda, perché altrimenti chi ci rimette non è un'amministrazione regionale, anzi, lo dico con chiarezza, per un'amministrazione regionale sarebbe molto più facile inseguire questa propaganda, molto più facile. Il problema è che per rimetterci sono i cittadini. Poi il riferimento al 2026 come anno del ritorno alle province. Il prossimo anno sarà, mi auguro, perché i primi mesi dell'anno dovrebbe essere l'approvazione definitiva della modifica di statuto in Parlamento, avremo finalmente il ritorno delle province elettive. A margine dell'incontro Fiume, in cui ha confermato gli sconti carburante, rimarcato le misure a favore di famiglie e natalità e sottolineato lo sforzo per il sostegno a imprese, agricoltura e turismo e l'impegno per la tutela del territorio e la lotta al dissesto idrogeologico, si è soffermato anche sulla necessità di proseguire con i controlli ai valichi di confine del Friuli Venezia Giulia. Sono diminuiti in modo drastico gli ingressi irregolari, stiamo parlando di una riduzione di più del 50%, e dall'altro sono stati individuati moltissimi passeur, ovvero coloro che commerciano esseri umani. Di questo stiamo parlando, una malavita internazionale organizzata che siamo riusciti ad intercettare. Quindi ad oggi penso che non si possa che guardare positivamente a questa iniziativa che ha voluto il Ministro Piantedosi.